Amici ed amiche della Finestra sulla Sicilia, ben trovati. Mi trovo in compagnia della nostra amica Vilma. Un saluto a tutti. Quest'oggi realizzeremo per voi una puntata davvero golosa, visto che siamo in prossimità della prima festa di Natale, l'Immacolata. Prepareremo per voi la cassata al forno. Ma passiamo agli ingredienti. Ingredienti per la frolla: 200 g di burro, 75 g di zucchero a velo, 40 g di miele di acacia, un tuorlo d'uovo, sale, vaniglia, 300 g di farina setacciata e scorza di limone. Per la farcia 500 g di ricotta di pecora, 125 g di zucchero, 100 g di gocce di cioccolato fondente, biscotti briciolati oppure un disco di pan di Spagna, cannella o cacao amaro. Passiamo al procedimento. In una terrina lavorare velocemente il burro freddo a pezzi, con lo zucchero, il miele e il tuorlo, aggiungere la vaniglia, il sale e la scorza di limone. Poco per volta aggiungere la farina setacciata. Formiamo una palla, avvolgiamola nella pellicola e la riponiamo in frigorifero per 2 ore o meglio la sera prima. Frattanto prepariamo la farcia e uniamo la ricotta, lo zucchero, le gocce di cioccolato. Aromatizziamo con l'essenza naturale dell'arancia e mescoliamo fino ad ottenere una crema liscia e spumosa e riponiamo in frigorifero. Potete utilizzare tranquillamente un frullatore elettrico o chi ha la possibilità di avere una planetaria. Usciamo la pasta dal frigo e la posiamo sulla spianatoia. Dividiamola in 2 parti. Creiamo un disco che aderisce bene allo stampo che abbiamo imburrato ed infarinato precedentemente. Oppure usiamo la carta da forno sulla frolla. Adagiamo dei biscotti secchi, pestati o un disco di pan di Spagna da 1 centimetro di spessore. Riempiamo tutto lo stampo della crema di ricotta e stendiamo un altro disco di pasta frolla. Fare dei taglietti su tutta la superficie. Bene amici ed amiche della Finestra sulla Sicilia, questo è il risultato. Spero che questa puntata vi sia piaciuta. Da Michele e Vilma, buona Immacolata a tutti!